Steve Quintino, il 19enne che sabato scorso per 45 minuti ha seminato il terrore tra Riese e Onè di Fonte, è stato interrogato in carcere a Treviso. Poche le frasi del giovane: mi dispiace, ripete, voglio vedere mia mamma. Nottata di follia a Pieve di Soligo, dove una violenta lite tra 19enni del posto è sfociata in un tentato omicidio. Questa l'ipotesi di reato iniziale. Il terribile sospetto è stato confermato, sarebbe un avvelenamento per ingestione di hashish alla causa della morte lo scorso luglio di Nicolò Feltrin, il bimbo di 2 anni di Longarone. Per dare una risposta alla crisi sociale provocata dall'aumento delle bollette, la Regione potrebbe reintrodurre dopo 12 anni l'addizionale IRPEF, imprese e ANCI favorevoli. Il vescovo di Treviso ricorda: Don Canuto Toso era vicino a chi si muoveva muovendosi lui stesso. Domani dalle 14.30 in diretta su Antenna 3 i funerali. Focolai di Covid in quarta chirurgia a Treviso, in psichiatria a Montebelluna immediate le restrizioni imposte alle strutture. 5 comuni della Pedemontana hanno avviato l'iter per la fusione in un unico ente. Nel pomeriggio la presentazione del report, primo passo del processo al mondo economico e del volontariato. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti che dobbiamo raccontarvi questa sera in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, come ogni martedì sera: crisi sociale, reintrodurre l'addizionale regionale IRPEF. L'ipotesi, come sapete, è sul tavolo della Regione del Veneto. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata è assolutamente gratuita. Questa sera l'esito del sondaggio a Ring, come sempre, a partire dalle 21:15. Torniamo sui fatti eclatanti, terribili della Pedemontana, quei 45 minuti di follia vissuti da Steve Quintino, il 19enne che ora si trova in carcere a Treviso. Questa mattina è stato interrogato per la prima volta. Poche davvero le frasi del giovane che ha detto: mi dispiace, voglio vedere solo mia mamma. In cella ripete più volte la tabellina del 3, poi si rivolge all'arcangelo Gabriele. Steve Quintino continua a rimanere in un mondo tutto suo. L'unica sua richiesta: voglio mia mamma. Questo pomeriggio si è svolto in carcere a Treviso l'interrogatorio di garanzia, che è durato circa un'ora. Sono state chieste delle misure alternative alla custodia cautelare. Il PM ha chiesto la custodia cautelare e il giudice si è riservato. Davanti al giudice per le indagini preliminari Piera De Stefani e al pubblico ministero Barbara Sabattini ripete: mi dispiace, poi quella frase che aveva detto più volte durante l'arresto. Posso chiedere scusa e salvare il mondo? Non è riuscito a ricostruire quanto ha fatto quel sabato mattina quando ha rubato 3 macchine ed ha travolto ed ucciso il ciclista 67enne Mario Piva. Ricorda pochi momenti. Che ha preso delle macchine e ha guidato per correre forte. Tutto quello che è stato dichiarato. Basta. Ha ricostruito insomma quello che ha fatto quel giorno? No, non è in grado in questo momento, insomma. Si è pentito? Ha detto anche che gli dispiace, ma sono dichiarazioni, sì, a spot, così. Poi aggiunge: però ripeto, stiamo parlando di una persona che è in una situazione di difficoltà, quindi non ha un parlare coerente rispetto a quella che è la situazione che si trova a vivere. Difficile capire cosa sia accaduto nella mente del 19enne in quel preciso momento. Ci sono le basi per fare un certo tipo di accertamenti, sia psichiatrici che tossicologici, perché non c'è un'apparente spiegazione a una condotta del genere, insomma, anche perché è stata repentina e si è svolto tutto in 3/4 d'ora, quindi e appunto aveva smesso di lavorare alle 6 in un'azienda dove era anche con altre persone, quindi se ci fossero stati degli atteggiamenti incoerenti o strani avrebbero sicuramente segnalato la situazione quantomeno ai titolari dell'azienda.
Intanto, in cella a Santa Bona, il 19enne sarebbe sottoposto ad una terapia che gli viene somministrata dai medici della casa circondariale. Questo è il racconto della giornata in carcere della nostra Daniela Sizzia. Spostiamoci adesso a Pieve di Soligo, dove è stata una notte folle, quella vissuta da due giovani, da due 19enni del posto, una furibonda lite, poi è spuntato addirittura un coltello. Ora si indaga per tentato omicidio. Io ho sentito verso la mezzanotte dei grandi rumori sulle scale, gente che urlava. Poi successivamente questo ragazzo, perché si capiva che era una voce giovane, insomma, che piangeva, che si lamentava. Sono alcuni frammenti di una nottata di follia a raccontarli una residente di Borgostolfi che, atterrita dalla paura, non si è mossa dalla sua abitazione. Quelle urla non erano quelle di una semplice bravata. Infatti io non sono uscita a vedere per paura, ecco, cioè ho preferito stare in casa, che non erano voci e urla normali di ragazzi magari ubriachi, ecco, per dire. No, era di una persona che si stava lamentando e che piangeva, quindi come fosse un dolore addosso, insomma. Ecco. È circa l'una di notte nel cuore di Pieve di Soligo, tra la piazza del municipio e il Duomo. È qui, su questi scalini per entrare in corte, che il 19enne viene colpito da un fendente al collo, sanguinante, cade a terra. La chiazza è rimasta visibile per tutto il giorno, nonostante di prima mattina si sia provveduto a lavare i segni. Ad allertare i soccorsi è la stessa vittima. Sul posto arriva l'ambulanza del SUEM che trasporta d'urgenza il ragazzo al pronto soccorso di Conegliano. Subito si capisce che la ferita è compatibile con un'arma da taglio e immediate scattano le indagini dei carabinieri della stazione di Cison di Valmarino. Il presunto aggressore è un coetaneo, amico di sempre della vittima, rintracciato nel corso della notte mentre si aggirava a piedi nella zona di Follina. Con sé aveva un coltello a serrammanico. L'aggressione, stando a una prima ricostruzione, è avvenuta al culmine di una lite esacerbata con ogni probabilità dall'alcol. Da indagare la causa scatenante, non si escludono vicende di droga. La vittima poco prima era stata vista girarsi per le vie del paese con un altro giovane, un parente, che al momento della colluttazione pare non fosse presente, ma è da appurare. L'ipotesi è quella di tentato omicidio con l'aggressore in attesa di convalida dell'arresto. L'accusa, a seconda dei giorni di prognosi, potrà essere derubricata a lesioni gravissime. La coltellata infatti non ha fortunatamente compromesso organi vitali. La vittima sarà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni lo consentiranno. Ogni testimonianza a questo punto sarà preziosa. Di lunedì sera buona parte dei bar è chiusa, la stessa corte era deserta. Penso che è orribile, no? Sia grave, proprio orribile, e non ho parole in realtà, credo che vada un po' sistemata la situazione qui, non solo a Pieve. Entrambi, presunto aggressore e vittima, sono ragazzi di Pieve di Soligo. Il sindaco Stefano Soldani intende incontrare anche le famiglie per capire se sia necessario intervenire e come. Resta un fatto che sconcerta. Devo dire che è stato un episodio grave, che però è finito bene rispetto a come poteva tradursi, vista appunto l'uso di un coltello nella colluttazione. Questa cosa ci lascia perplessi, per i quali probabilmente serviranno ulteriori controlli rispetto a ciò che le persone si portano appresso. Sono due ragazzi appunto della classe 2003 che già hanno dato prova di qualche disordine, non tanto a Pieve di Soligo ma in altri comuni. Sono noti, come dicevo, da quello che ho potuto appurare appunto alle forze dell'ordine. Adesso cercheremo di capire le scelte che vengono operate nei confronti dei due. Ecco, li incontrerà? Intanto speriamo che uno dei due possa riprendersi nel più breve tempo possibile. Ho dato mandato agli ufficio sociale di poter approfondire le tematiche anche con la famiglia, con le rispettive famiglie, proprio per capire che tipo di disagi ci sono a monte per arrivare a questo tipo di gesto. Insomma, credo che assolutamente vadano condannati, vadano anche in qualche maniera presi in tempo questi tipi
tipi di degenerazioni. Dobbiamo interrogarci su come mai oggi i nostri giovani sono fuori fino a ore tarda, viaggiano con coltelli e fanno uso di sostanze o di alcol in modo da arrivare poi anche a questo tipo di episodi. Apriamo la pagina dell'attualità. In apertura vi ho dato il sondaggio di questa sera di Ring dedicato appunto alla reintroduzione, per il momento ancora ipotetica, dell'addizionale regionale IRPEF che di fatto non c'è dal 2009. L'ipotesi è sul tavolo della Regione del Veneto. Imprese e sindacati si dicono favorevoli alla misura. Dopo 12 anni in Veneto potrebbe essere reintrodotta l'addizionale IRPEF per redditi superiori ai 15.000 euro con percentuali progressive. Al momento nulla di deciso, ma la Giunta sta valutando la misura, assente dal 2010, che faceva della nostra l'unica regione tax free. Ma la situazione di famiglie e imprese è talmente delicata da richiedere una riflessione. Io lo ritengo dovuto, perché mai come in questo momento c'è bisogno dell'intervento da parte del pubblico, dello Stato, della Regione. Siamo in una crisi profondissima. Se la Regione del Veneto arriva a chiederci, e dico chiederci perché siamo stati consultati ovviamente come associazione di categoria insieme a tutte le altre realtà sociali, diciamo, di applicare una addizionale, vuol dire che la situazione è davvero problematica. L'obiettivo è far entrare nelle casse regionali 300 milioni di euro da destinare al sociale e alle fasce più deboli della popolazione. La Regione si è confrontata con le categorie economiche che si sono dette favorevoli alla reintroduzione dell'imposta. Abbiamo dato un parere favorevole. Perché? Perché siamo certi che i fondi generati da questa addizionale IRPEF andranno ad essere utilizzati effettivamente per chi davvero ne ha bisogno. Per tanti anni abbiamo goduto, tra virgolette, questa non pagarlo, e adesso dobbiamo fare un po' un sacrificio tutti quanti e metterci a disposizione della collettività. Massima disponibilità al confronto arriva anche da CGIL, CISL e UIL, che chiedono però un meccanismo di progressività e tutela dei redditi più bassi e che il gettito dell'IRPEF venga interamente destinato ad interventi sociali e di sostegno alle famiglie. Concorda con i sindacati il presidente di Unioncamere, che però chiede attenzione anche per il mondo produttivo. Non solo un aiuto alle famiglie, a chi ha più bisogno, ma anche una parte deve essere data alle imprese, perché le imprese se chiudono non creano ricchezza, ma i titolari delle imprese una volta chiuso non hanno la cassa integrazione. Di fronte a questa ipotesi parla di una scelta comprensibile della Regione anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI regionale. Sentiamo Conte. Io credo che di necessità virtù, e in questo momento è assolutamente obbligatorio dar risposta ad alcuni settori che troveranno finanziamento proprio grazie a questa addizionale. Veneto pronto ad applicare l'addizionale IRPEF. Ma sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte non solleva obiezioni. Oggi la situazione è particolarmente complicata, lo stiamo vivendo sotto tutti i punti di vista e su tutti i fronti, e quindi capisco anche la scelta della Regione Veneto, che per tenere in equilibrio i bilanci è costretta a chiedere un piccolo sacrificio a tutti. Ricordo che stiamo parlando di un piccolissimo sacrificio a fronte di un grande sacrificio che sarebbe potuto stare se la Regione avesse applicato questa addizionale già negli anni, come hanno fatto le altre regioni. L'applicazione dell'addizionale porterà 300 milioni di euro nelle casse della Regione e Conte è convinto che costituiranno un aiuto concreto al superamento di questo difficile periodo. Non mancherà l'impegno e la serietà nel destinare queste risorse, che saranno certamente impiegate per sostenere le comunità e le persone che in questo momento stanno vivendo un periodo di grande difficoltà. Insomma, le notizie che ogni giorno sentiamo ai telegiornali ci dicono che le nostre comunità sono sempre più flagellate, soprattutto dall'aumento dei costi della vita, e credo che la Regione Veneto dia dimostrazione di grande responsabilità anche in questo momento.
Saranno presieduti dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, i funerali di Don Canuto Toso che si terranno nel Tempio di San Nicolò e che Antenna 3 seguirà in diretta domani a partire dalle 14:30 con una lunga diretta, con una lunga maratona in streaming come servizio a tutte le sedi della Trevisani nel mondo. Ieri sera all'apertura della settimana sociale della Chiesa trevigiana abbiamo raccolto la riflessione di Monsignor Tomasi. Don Canuto è stato vicino alle persone che si muovono, muovendosi anche lui, e questo forse è una cifra per la Chiesa in questo periodo, essere lì dove sono le persone che si muovono, o le persone che hanno bisogno, o le persone che hanno bisogno di muoversi per poter vivere, e questa è la presenza ancora vicino ai trevisani nel mondo. Ma poi i migranti di oggi, tutti coloro che vengono anche da noi e che hanno lo stesso diritto a vivere, ad essere accolti, ad essere rispettati nella loro dignità personale, e dobbiamo camminare con loro anche in questo percorso. E poi anche i nostri giovani che migrano nei mondi vari di questo nostro mondo, che forse noi più adulti facciamo fatica a capire, ma che è casa loro, e dobbiamo andare con loro lì dove loro ci portano. Questo credo che sia forse l'intuizione grande di preti come Don Canuto Toso, cioè la capacità di camminare insieme a quelli che in un modo fisico o esistenziale migrano, perché la migrazione e lo spostamento è stato l'esodo, ma è anche il cammino verso la patria, verso il bene, verso la felicità. E domenica il nostro gruppo Media Nord-Est è pronto a raccontarvi un altro evento di fede. Sono passati 800 anni dalla svolta francescana di frate Fernando da Lisbona. 800 anni dal suo naufragio in Sicilia, 800 anni dal suo primo abbraccio con il poverello d'Assisi. Da qui cambia la sua vita e inizia quella dell'uomo che viene oggi ricordato come Sant'Antonio da Padova. Un compleanno speciale, un triplice anniversario di rilevanza mondiale che porta oggi un gruppo di pellegrini a ripercorrere attraverso 108 tappe il cammino di Antonio da Capo Milazzo fino alla sua Padova. Oltre 2000 chilometri, 3 milioni di passi e un affetto incontenibile per un santo amato anche nel Nuovo Mondo. Un percorso che si concluderà domenica proprio al Santo, dove saremo anche noi di Rete Veneta per celebrare questo momento storico di grande importanza. Saremo in diretta dalle 14 fino al tardo pomeriggio per raccontarvi un evento epocale, per farvi sentire le voci delle persone coinvolte in questo anniversario, per far sentire la vostra voce e quella dei fedeli. Dopo aver accompagnato il santo in volo sull'elicottero che lo ha portato sulle terre colpite dal Covid, in una diretta che ha permesso a milioni di telespettatori di essere presenti al momento più alto della lotta al male invisibile, dopo averlo seguito sulle strade di Padova, sull'acqua della laguna e fra la sua gente, torniamo a portare nelle vostre case il santo e la storia. Domenica sul canale 14, a partire dalle 14. Quindi riepilogando, domani a partire dalle 14:30 dopo la nostra prima edizione i funerali in diretta di Don Canuto, e domenica nel gruppo Media Nord-Est su Rete Veneta a partire dalle 14 l'evento dedicato a Sant'Antonio. Veniamo alla vita amministrativa dei nostri comuni, andiamo sulla pedemontana trevigiana dove 5 amministrazioni comunali hanno avviato l'iter per la fusione in un unico ente. La volontà è quella di, e anche un nostro dovere, di guardare al futuro, di non lasciarci sorprendere dal futuro. Un futuro che per 5 comuni della Marca, Cavaso, Castelcucco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno, potrebbe avere i contorni di un'unica realtà frutto della loro fusione. Il percorso è iniziato un anno fa dall'analisi delle criticità non solo economiche, ma soprattutto strutturali e organizzative, con le difficoltà sempre maggiori di offrire ai cittadini servizi all'altezza, soprattutto a causa della carenza di personale. I 5 comuni hanno così concordato sull'opportunità di uno studio di fattibilità della fusione
regione, passaggio questo che prevede la produzione di un report da parte di un ente esterno che analizza la situazione attuale dei comuni da diversi punti di vista e realizza una proiezione della condizione di ente unico. Dopo la sottoscrizione di una convenzione, i sindaci interessati hanno presentato domanda di finanziamento alla regione. In queste ore i primi cittadini hanno ricevuto il report che ha evidenziato le criticità di gestione della macchina comunale. Il documento nel pomeriggio è stato presentato dai 5 amministratori alle associazioni di categoria, ai sindacati e al mondo del volontariato. Prossimo passo sarà incontrare i cittadini ai quali a fine ottobre verrà sottoposto un sondaggio non vincolante che prevede anche la proposta di un possibile nome da dare all'unico comune frutto della fusione. Tutto questo processo sarà contenuto in una rendicontazione da inviare alla regione che elargirà il contributo. Al termine di questa prima fase, le amministrazioni sono libere ognuna di fare le proprie valutazioni. A chi teme che la fusione possa cancellare l'identità di ogni singolo comune, il sindaco Rugolo risponde che questa invece potrà essere una ricchezza in più per il nuovo ente. Un volano di accrescimento di ogni singolo campanile. Siamo per i campanili, non per il campanilismo. Dobbiamo stare davanti ai problemi e non rincorrerli come invece succede oggi. Con questa fusione si intende dare una prospettiva di futuro ai nostri territori, spiega ancora il sindaco di Cavaso. Prospettive soprattutto per il mantenimento, se non l'incremento dei servizi che i comuni possono dare in futuro. E veniamo a un copione che purtroppo si ripete: focolai di Covid in quarta chirurgia a Treviso, in psichiatria a Montebelluna, immediate le restrizioni. Il Covid rialza la testa all'ospedale Cafoncello e l'ULSS 2 corre immediatamente ai ripari, non solo isolando i pazienti positivi, ma prima interrompendo e poi regolamentando gli accessi dei visitatori ai reparti colpiti dal virus. È successo che abbiamo avuto un paio di focolai, uno in quarta chirurgia legato a persone che sono entrate per fare interventi. Questo ci porta ovviamente a creare in questi casi delle misure aggiuntive quindi abbiamo un attimo chiuso alle persone, poi oggi ci siamo parlati con la direzione medica e abbiamo deciso di sostanzialmente usare, per chi entra nei reparti dove ci sono Covid positivi, le mascherine FFP2. Abbiamo isolato chiaramente l'area dei positivi e quindi si sta lavorando. I nostri collaboratori usano tutti le FFP2 e credo che questa sia una soluzione senza dover chiudere completamente il reparto. Questo è valso ovviamente per Treviso, ma vale molto di più per la psichiatria di Montebelluna, dove i pazienti si muovono ovviamente all'interno del reparto, per cui questo comporta che abbiamo dovuto fare delle misure ancora più restrittive. Anche qui, come in quarta chirurgia, sarà obbligatorio l'uso di mascherina FFP2 per incontrare i pazienti e questo genere di procedura sarà attivato ogni qualvolta sarà necessario, così da evitare, come è accaduto a inizio pandemia al reparto di geriatria, di dover chiudere tutto. D'altro canto nella Marca si registrano 1.356 nuovi positivi nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di oltre 7.600 trevigiani attualmente isolati e se i ricoverati in terapia intensiva rimangono 2, il numero complessivo nei vari reparti è in costante aumento. Abbiamo 65 persone positive, di cui 2 in terapia intensiva e 5 in pneumologia, quindi persone che hanno ovviamente una compromissione polmonare, gli altri no per fortuna, e poi abbiamo una settantina di cosiddetti positivi per case sparpagliati nei vari reparti che conteniamo all'interno di stanze e questa è la situazione. In crescita significativa i contagi nella fascia 70-79 anni, con il direttore generale Benazzi che non si stanca di invitare gli over 60 alla vaccinazione. Oggi abbiamo la possibilità di fare la vaccinazione per Omicron 4, Omicron 5 insieme, quindi con la massima protezione. Consiglio a tutti gli over 60 e in particolare a tutte le persone fragili di vaccinarsi. Si è spento questa mattina al Cafoncello di Treviso Luigi Pasqualon, ex segretario di Confesercenti. Pasqualon, colto da malore, questa mattina è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, stroncato da un arresto cardiaco. Pasqualon tra gli anni 80 e 90 aveva ricoperto la carica di segretario della Confesercenti trevigiana per poi essere nominato presidente onorario. Lascia la moglie Luciana e 4 figli. Venerdì l'ultimo saluto nella sala del commiato di Santa Bona. Adesso per noi la pubblicità, a fra poco.
Di nuovo in studio per raccontarvi di un incidente che si è verificato la notte scorsa lungo la Ponte Bana in località Busco. Un furgone che trasportava medicinali ha travolto un cervo che improvvisamente ha attraversato la strada. Queste le immagini. Inevitabile l'impatto tra il mezzo e l'animale che è rimasto ucciso. Illesa fortunatamente la conducente di 45 anni che ha subito chiamato i carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto. Torniamo a occuparci di caro bollette, non potrebbe essere altrimenti, è l'argomento di questi giorni, di queste settimane. Alle prese con il caro bolletta ci sono davvero tutti, compresi gli impianti sportivi. Ancora una volta è lo sport a pagare un prezzo elevato, prima con il Covid, ora con gli aumenti di gas ed energia. Una batosta che arriva proprio in un momento di rilancio grazie ai successi internazionali di atletica e nuoto che stanno riavvicinando quei cittadini che si erano allontanati durante la pandemia. Stanno ritornando allo sport in maniera non strutturata, nel senso che fanno sport sì, ma lo fanno in maniera individuale. Un allontanamento dunque dallo sport convenzionale e dalle società sportive che già durante l'estate si sono mobilitate per capire dove intervenire per risparmiare. C'è chi ha installato luci a LED negli stadi e chi sta riorganizzando gli allenamenti. Soldi società che cominciano a concentrare gli allenamenti nel pomeriggio magari integrandoli, non solo la prima squadra ma la prima squadra, la juniores. Altri provvedimenti potrebbero essere, e che riguardano anche le palestre e tutto, potrebbero essere quelli dico purtroppo, perché magari la riduzione del riscaldamento delle volte anche intervenendo sull'uso delle docce, per esempio. Ecco, magari quei più piccoli dicendo tranquillamente loro aiutateci, la doccia la fate a casa. Nonostante queste misure c'è preoccupazione per la tenuta delle società che non possono contare come in passato sul sostegno degli sponsor. Non è che lo sponsor lo perdi, perché io più che sponsor lo chiamerei sempre partner, certo. Partner però indubbiamente rischia di ridurre il suo apporto alla società. Al momento le società non hanno intenzione di aumentare le rette, ma si attendono le prime bollette invernali di luce e gas per fare una riflessione e un eventuale cambio di rotta. Stiamo vivendo in un clima di preoccupante attesa, ammette Samson. Tutte le conseguenze legate al caro energetico probabilmente si riverseranno di botto proprio nei mesi di ottobre fino a metà novembre. Andiamo adesso a Belluno. Nel bellunese, dove il terribile sospetto della prima ora sembra confermato, sarebbe un avvelenamento per ingestione di hashish la causa della morte il 28 luglio scorso all'ospedale di Pieve di Cadore di Nicolò Feltrini, il bimbo di 2 anni che abitava con i genitori a Longarone. Lo avrebbero confermato, come ha riportato oggi il Corriere del Veneto, gli esami tossicologici sui materiali biologici prelevati nel corso dell'autopsia sul corpo del piccolo. Il bambino era arrivato all'ospedale portato dal padre Diego, allarmato per le condizioni del figlio caduto in uno stato di narcosi dal quale non riusciva a risvegliarlo. Il decesso sopraggiunto poco dopo fu attribuito dall'uomo ad una presunta ingestione di qualcosa raccolto da terra mentre giocava in un parco pubblico in cui era stato alcune ore prima. Le indagini dei carabinieri e la perquisizione domiciliare tuttavia portarono al rinvenimento nella casa di quantitativi di stupefacente e al sospetto che il piccolo potesse essere entrato accidentalmente in contatto con la sostanza, un'ipotesi che sembra essere confermata dagli ultimi accertamenti. Il padre risulta ora indagato per omicidio colposo. Andiamo adesso a Lamon per occuparci di sanità. A Lamon, dove da circa un anno sono in corso i lavori di ristrutturazione, di ampliamento dell'ospedale specializzato in terapie riabilitative. A causa dei ritardi causati dalla difficoltà di reperimento delle materie prime, la direzione dell'ULSS 1 ha deciso per il trasferimento temporaneo di tutte le degenze all'ospedale di Feltre. Ma ci racconta tutto Stefano Bozzi.
La decisione è stata presa. Le degenze dei pazienti dell'ospedale di Lamon saranno temporaneamente ospitate al vicino ospedale di Feltre. I lavori di messa in sicurezza dell'edificio, che ospita il centro riabilitativo e che è un fiore all'occhiello nel panorama sanitario regionale, includono l'adeguamento alle norme antisismiche, l'aumento della capienza di posti letto e la riqualificazione di tutte le attività e locali che accompagnano le attività riabilitative, come palestre e spazi per la mobilizzazione. Lavori che tuttavia rischiano di concludersi nel 2024 con un ritardo fino a 10 mesi rispetto a quanto programmato, ed è per questo che la direzione sanitaria ha optato per la soluzione temporanea di spostare le degenze al Santa Maria del Prato, consentendo una riduzione delle tempistiche fino a 6 mesi e rendendo auspicabile la conclusione dei lavori entro il 2023. Rimarranno invece attivi gli ambulatori, la radiologia, la medicina generale e il punto prelievi. In maniera da lasciare liberi i locali di poter fare tutti gli interventi che fanno tanto rumore, fanno tanta polvere, e hanno anche dei tempi di lavorazione piuttosto lunghi. Per il paese di Lamon l'ospedale è un centro nevralgico anche dal punto di vista economico. Infatti sono molte le attività che vivono grazie ai flussi di pazienti non residenti, e tra le strade del centro serpeggia il timore dell'abbandono, poiché storicamente ciò che lascia la montagna rischia di non ritornarvi. Preoccupazioni comprensibili, il commento della direzione sanitaria e dell'amministrazione comunale, che tuttavia rassicurano sull'intenzione di riportare tutti i servizi nella loro sede originaria e al più presto. Chiaramente interventi del genere, per quanto corretti o necessari, sono forieri di numerose preoccupazioni per l'amministrazione comunale, soprattutto per un'amministrazione comunale di montagna come la nostra. Accelerando sui lavori abbiamo bisogno di tornare a Lamon in tempi brevissimi. Incontrarsi mensilmente per discutere di politica nasce da un'idea dell'ex assessore comunale di Belluno Biagio Giannone, Siamo Belluno, una iniziativa per i giovani e per tutti gli appassionati alla vita politica cittadina. Il nostro è un laboratorio aperto a tutte le persone di buona volontà che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di dialogare. Ci si incontrerà ogni secondo mercoledì del mese e lo si farà allo spazio di coworking Distretto Creativo. L'iniziativa messa in campo dall'ex assessore comunale della Giunta Massaro, Biagio Giannone, vuole essere un ponte di collegamento tra la politica e i cittadini, un luogo per discutere idee e proposte. È uno spazio, un contenitore che abbiamo deciso insieme a una ventina di persone, professionisti, giovani, per interessarci dei problemi della città. E quindi saranno varie le tematiche oggetto dei dibattiti. Trattare quegli argomenti che tanto ci impensieriscono. Ne cito solo due, i trasporti e la sanità. Massima priorità, ci riferisce Giannone, l'inclusione dei giovani, un passaggio di consegne tra chi ha partecipato all'amministrazione cittadina in passato e chi potrebbe avere questo ruolo in futuro. In questo gruppo che ha voglia di far emergere soprattutto i giovani che chiedono spazio, chi ci chiedono spazio in tutte le lingue, e noi abbiamo il compito di condurli in una strada amministrativa che può essere intanto quella comunale, ma soprattutto di occuparsi delle problematiche della città e non solo. Per chi fosse intenzionato a partecipare può inviare la propria richiesta alla pagina Facebook Siamo Belluno. È tutto, è davvero tutto anche per questa edizione. Da Treviso e Belluno ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. Prosegue la cosiddetta ottobrata sull'Italia, caratterizzata da tempo stabile e clima particolarmente gradevole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 5 ottobre. Sul Veneto tanto sole, insomma nulla di particolare da segnalare rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà sereno, poco o parzialmente nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Temperature stazionarie minime tra 11 e 12 gradi, massime invece tra i 19 e i 24 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso sui monti, più sereno su pianura e costa. Anche in questo caso possibili locali foschie notturne sulla bassa pianura. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, anche qui bel tempo soleggiato con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22-23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.